gente bonesa, fino a ora mi hanno lasciato. Che in tutto su de gollo, a te non si poteva fare. De questa gente si pesciaiada, non era su coraggio di si lottare, che non brosa sotto, bezza e malaita. Hanno strazzato serva e sul giardino, dess'anima saleno mansegato, ambrusiato pane, abba e vino, a Deus hanno lo spirito e a supreato. Buono fino ancora brusende, pro su fuoco e del orgoglio che oe intendidese in corostro. Brusende ancora vi buono, a poi 7 diese giustasa da sabardana e gonzosa, a poi 7 dies dei roccos e de lagrimasa, ma su cosizzo, coro resone de saida, vi torra forte e deciso e chi in boia onesta fa idea da suo popolo riunito. Tutto stracco su corpo e mente. Vedo un'ombra bianca, ombra lucente, sa candela in si scuro e stremulente, sagare Deus soidente. Hanno strazzato serva e su giardino, dess'anima saleno manfurato, ambrusiato pane, abba e vino, a Deus hanno lo spirito e a su creato. Su andare meu, l'han salutau os campos, s'allara sicar des ormassaios, e isa grandes signora alla rivincas. M'hanno poginau traitore, m'hanno poginau liberatore. Su andare meu, fidi una nube de spera, fidi un'abba selena de veraulas, fi su frummine che accende sa notte. Io si stracca ed è già mangiano. Figlia mia, crassa, torra verano. Mamma, un canto pane, a miludasa. Figlia, e guscio, pensavo scrassa. Questo convegno mi sembra interessante per due motivi. Uno da un punto di vista filosofico-politico, perché ha messo in piedi oggi una linea di lettura e di interpretazione di Angioy che supera gli schemi consueti della interpretazione storiografica sarda. Finora è sempre stato adombrato il discorso di Angioy massone e in realtà è un discorso invece centrale non solo nella biografia di Angioy ma anche nella sua azione politica, un discorso che è fondamentale perché lo mette in collegamento con la grande tradizione massonica, libertaria e illuministica europea che in Sardegna si è configurata nel patriottismo che Angioy ha potuto misurare agli esordi del periodo rivoluzionario nella difesa della città di Cagliari nel 1793. L'altro aspetto importante di questo convegno è perché ha focalizzato Trabona e Torralba coinvolgendo due amministrazioni importantissime nella vicenda della marcia angioiana da Cagliari e quindi da questi due paesi potrebbe costituirsi una rete di amministrazioni locali, vanno da Sassari a Tiesi, Torralba, Semestene e certamente Bono, il paese natale di Angioy, per costituire proprio un percorso della memoria storico-identitaria, un percorso della memoria storico-identitaria che è connotata in una direzione sovranista e nazionalista. Giovanni Maria Angioy è sicuramente il personaggio storico più importante per il paese di Bono e non solo, chiaramente. Io oggi sono molto contenta perché il convegno è stato un'esperienza positiva e per certi versi anche emozionante.
Ringrazio chiaramente il professor Pinna perché insomma, ha scelto il paese di Bono come tappa di questo convegno proprio in occasione della Dies Sardegna. Chiaramente mi sono riservata col professor Michele Pinna di trattare l'argomento che lui ha proposto, e cioè creare una fondazione intitolata appunto a Giovanni Maria Angioy, magari coinvolgendo anche gli altri paesi dove Giovanni Maria Angioy insomma è stato, perché se Bono gli ha dato i natali è chiaro che poi ha vissuto la sua vita più altrove insomma, che a Bono, quindi penso sia indispensabile come dire, coinvolgere tutti gli altri paesi dove lui insomma, è stato e ha portato la sua attività, la sua opera. Sicuramente quindi mi riservo di fare questa azione nel corso degli anni che mi rimangono di amministrazione. Spero di riuscire in questo intento, perché sicuramente sarebbe un traguardo importante per il Paese, visto il personaggio insomma, storico di cui parliamo. Quindi non mi resta insomma, che aspettare di sederci intorno ad un tavolo e approfondire l'argomento. Il rapporto tra Giovanni Maria Angioy e la massoneria è un rapporto strettissimo. La massoneria nel periodo di Giovanni Maria Angioy ispirava la rivoluzione francese, ispirava la Repubblica francese. Giovanni Maria Angioy, francese, con ampi rapporti con i francesi, non poteva essere immune da questo vento rivoluzionario che percorreva l'Europa. Giovanni Maria Angioy senz'altro apparteneva a qualche loggia francese e la sua appartenenza era più che saldamente riconosciuta nei rapporti che lui ebbe durante il periodo, i 3 anni rivoluzionari, col Ministero della Guerra francese. Gli scambi epistolari che sono riportati in un libro del Boy con nuovi elementi della vita di Giovanni Maria Angioy parlano chiaro. Lui parlava da pari a pari con altissimi funzionari dello Stato francese, poteva farlo se non appartenendo alla massoneria francese. D'altra parte gli ideali della massoneria sono riscontrabili nelle azioni di Giovanni Maria Angioy in Sardegna, e la chiave il motivo che ispirò le sue azioni, il motivo che lo spinse a osare e a rinunciare al suo stato di giudice della Corte Suprema, di giudice, di alto funzionario dello Stato, certamente di una persona che appartenente a una classe sociale elevata. Lui apparteneva anche a una famiglia nobile di antiche tradizioni nobiliari, e per questi ideali mise tutto in gioco e scommise la sua esistenza per l'affermazione di questi ideali che rappresentavano la speranza e il riscatto per il popolo sardo. Giovanni Maria Angioy, grande rivoluzionario, ispirato dai grandi temi della massoneria, dai grandi temi della rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fratellanza. All'estero, diciamo, essere massoni è assolutamente una cosa normale, anzi rappresenta un obbligo in più rispetto agli altri per chi è massone, perché in Italia la massoneria è sempre stata demonizzata come qualcosa che ha tramato nell'oscuro, come qualcosa che ha cospirato contro lo Stato, ma in realtà i nemici veri della massoneria sono le dittature e in un certo senso la Chiesa Cattolica, che ha ostaggiato per motivi storici, ma a mio avviso per uno scarso rapporto di comprensione ma anche di dialogo, i massoni. Certamente quando cadde al muro di Porta Pia, i massoni andarono a festeggiare, ma parliamo di 1 secolo e mezzo fa, 2 secoli fa, forse nel periodo di Giovanni Maria Angioy, ma certamente, cioè perlomeno dell'Unità d'Italia. Ma il rapporto pessimo che esiste oggi di demonizzare un massone purtroppo ha radici nel passato. Oggi i massoni sono delle persone che credono in Dio. I massoni possono appartenere a tutte le religioni, non c'è nessuna preclusione. Il massone vive nella tolleranza e nei principi fondamentali che hanno sempre regolato la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, la sua vita e le sue attività intellettuali e culturali.